tante aziende non sanno neanche di essere sotto attacco, perché l'attacco può essere caricato sui server delle aziende e poi fatto sviluppare più tardi o quando l'attaccante ha bisogno. Secondo noi almeno 3 o 4 aziende su 10 in questo momento sono o sotto attacco o stanno per essere attaccate. Aziende venete sotto attacco cyber. Secondo i dati di Confindustria, Veneto Est ha già subito un attacco almeno un terzo delle imprese del Veneto. Aziende che, spiega Giannello Piccoli, presidente gruppo Information Technology di Confindustria Veneto Est, per la dimensione anche piccola non hanno conoscenza né fondi per tutelarsi. I pirati informatici cercano soldi puntando a danneggiare aziende che generano servizi come quelle sanitarie o criptando dati e bloccando i server dei privati dietro richiesta di riscatto. L'attacco viene fatto da società che sono dislocate in paesi tipo Russia, Cina, Pakistan, India, dove lo stipendio di una persona è di 40, 50, 80 dollari al mese e con un attacco possono portare a casa 10 volte tanto minimo in Bitcoin. L'emergenza ha spinto Confindustria a realizzare con l'Università di Padova un documento che presto sarà pubblicato online per aiutare le aziende a diventare più consapevoli. Come prevenire e come gestire un attacco? La nuova frontiera del pericolo cyber oggi si chiama anche intelligenza artificiale. I dati di un'azienda possono fare ancora più gola. Se io possiedo i dati dell'azienda posso veramente far del male a quell'azienda o creare veramente un concorrente in pochissimo tempo di quell'azienda. Quindi evangelizzare, creare eventi, creare strutture che possano far capire cosa succede e cosa può succedere con un attacco di un hacker.